Ciao a tutti ragazzi, avrei potuto riposarmi un attimo prima di girare questo video, ma l'emozione è stata talmente grande che non sono riuscito a trattenere il ditino. Allora, oggi sono al nuraghe Santoro, praticamente nel confine tra Muravera e San Vito. Siamo sempre a corona della valle di Senni. Abbiamo già visto Saquasecis, abbiamo già visto Suzzipiri, Santoro, poi ne manca qualcun altro. Ma ragazzi, adesso vi faccio vedere da un po' lontano vi do un primo assaggio di che cosa è il nuraghe Santoro. Ecco qua, questa cima di granito del posto. Guardate qui davanti una prima opera muraria imponente con massi giganteschi, tra l'altro costruita sfruttando la roccia naturale del posto. Non so se notate, più avanti lì prosegue la struttura, eccola là, e sopra lì la torre centrale. Allora, le dimensioni sono grandissime, adesso magari dal video non si capisce bene, però diciamo che ecco, guardate, vedete l'ele, provate a immaginare adesso l'ele lì in fondo che sta salendo verso la torre, guardate le dimensioni. L'insediamento qui era forse uno dei più grandi che ho visto fino adesso nel nostro territorio. Guardate anche Erika laggiù, che vi dà l'idea di quanto è grande questo antemurale, questa cortina che probabilmente fungeva da protezione per il fulcro, il centro del complesso. Mi trovo ora all'interno di quel grosso muro che abbiamo visto, frontale. Era molto probabilmente una corte interna, si vede qui il muro, quello che abbiamo ripreso da giù. Vabbè, poi la vegetazione non ci permette di... però si capisce che praticamente c'era uno spazio vuoto qua dentro, come se fosse un cortile interno che poi si riallacciava a questo muro. Altre strutture poi verso la torre centrale che è là sopra, che adesso cerchiamo di capire, però ecco, questo dà proprio l'idea che fosse un cortile interno di dimensioni notevoli. Avrà un diametro di almeno 10-15 metri. Eccomi giunto alla torre centrale. Come potete notare, la disposizione dei filari è inusuale, no? Diversa da quelli che abbiamo visto fino ad oggi. Si alternano, ecco, vedete queste pietre irregolari con delle file un po' più sottili che servono per pareggiare un po' Sallivella, per metterlo a bolla, e come potete vedere è rimasto intatto l'ingresso. Eccolo qua, l'architrave sopra. Adesso vado a verificare se quel buco che si vede magari è stato determinato dal crollo della finestrella di scarico, o se magari è un crollo e basta. Ecco qua, si intravede l'interno della torre, mentre sotto l'architrave qua nell'ingresso è tutto crollato. Poco a poco luce si vede, poi è crollato. Adesso io proverò a vedere se si riesce a capire dentro com'è. Ecco l'ingresso visto dalla parte interna. Ecco qua, con tutto il materiale di crollo. Le pietre sono belle, di dimensioni. Poi tra l'altro qua si intravede una nicchia qui sotto, che non so se poi magari c'era magari il passaggio per qualche altra struttura, che non so, vedremo. Qui nel lato a nord della torre, come potete vedere, questa cinta muraria possentissima che prosegue verso nord, ogni tanto intervallata da adesso magari col video così non si vede la forma, però per esempio questa qui è una torretta, la forma, una pianta tonda
così come c'è una pianta tonda questa qua, come se fosse stata una torre, e lì probabilmente c'era un ingresso, un passaggio che portava dentro questa corte interna grande a protezione della torre centrale che vedete lì. Guardate qui, ancora sono sempre lato nord, ancora guardate come è proprio organizzato a livelli, cortina, pietre, piano, pietre, piano, torre. Era proprio organizzato a piani, inizia bellissimo. Ragazzi, io ogni volta ne vedo uno, ogni volta dico è il più bello che ho visto, e poi ne vedo un altro che è ancora più bello. Cioè, qua, ragazzi, qua, cioè, veramente è meraviglioso, con questa cortina intorno. Qui in zona non avevo mai visto uno così simile a questo. È bellissimo, però non vi dico dove si passa questa strada, non ci indesti. Mi sono dovuto fare vi dico dov'è, ma non vi dico dove siamo passati, perché ragazzi mi sento in colpa nei vostri confronti. Ci siamo fatti un mazzo così per arrivarci, non c'è un sentiero, abbiamo dovuto fare bosco. Se qualcuno se la sente, se lo guardi su Google, perché veramente è molto molto faticoso, ma ripaga. Ragazzi, qua Lele ci sta riportando all'ordine perché l'orario ormai si fa tardo. Da Nuraghe Santoru, o Santorum come lo chiamavano es Antigus, è tutto. Se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto il sito, mettete mi piace, condividete e obbligate i vostri amici a fare altrettanto. Ci vediamo alla prossima e ancora grazie per il vostro sostegno. Ciao Erika. Ciao.